Scatman's World. Bella raga, sono il comandante veneziano, siamo in Catalogna, Fioi, tempo previsto nuvoloso, siamo secondi in griglia, veramente le qualifiche le stiamo sparando molto bene, però per 3 decimi non ho preso la pole, e niente Fioi, dai, spero di fare una bella gara, 15 punti su Hamilton, e vediamo se riesce a portare a casa una bella prestazione anche in Spagna. Raga, si sente il ventilatore caldo, quindi scusate ma è quel rumore del ventilatore. Si parte, Gran Premio del Catalogna, Rosberg in pole, dobbiamo fare una bella gara ragazzi. Speriamo di fare una gara decente. Rosberg sta partendo in quarta. Attenzione, non è successo nulla però per fortuna. Cazzo, Rosberg se ne sta andando in maniera veramente devastante. Ammazza. Questa è una gara non favorevole per me. Ha fatto una pole perché nel giro secco magari posso trovare un giro buono, però nella, come si dice, nel passo gara non riesco a fare tanti giri consecutivi stupendi, quindi stupendi chiaramente in base alle mie possibilità anche, quindi non lo so sinceramente, non lo so. Però quest'anno è proprio l'anno delle qualifiche, cazzo, peccato che riesco a fare poche pole, però male, vabbè, primo giro è sempre un po' difficile, abbiamo Gigione dietro. Ragazzuoli, Rosberg se ne sta andando, purtroppo è Hamilton già che pressa, cosa non positiva questa. Vabbè, Rosberg veramente non so, ha un razzo in culo Rosberg, mamma mia. Rosberg show signori, Rosberg, siamo ai box ragazzi, gara finora non tanto spettacolare, mi ci ha superato Hamilton dopo l'ultimo giro, prima della sosta, veloci, Hamilton davanti a noi chiaramente, e adesso vediamo, purtroppo è così Catalogna, ha fatto il miracolo di fare la pole, cioè il secondo posto, guarda che casino. Guarda quanti ci hanno superato, mamma mia che disastro. Ma qua per non beccarli, ma porco due, tutti con le medie sono, ho fatto il rischio delle hard. Vediamo. Devo andare ai box intorno 25esimo, 28esimo giro, per mettere di nuovo le super soft. Quindi anche la mescola chiaramente più dura, lo sapevo, la strategia, se riesce una safety car, risparmiando le gomme potrei fare solo una sosta, il miracolo, la vedo durissima, però vedremo. Prima parte di gara veramente noiosa però, non devo perdere assolutamente questo treno però. Dai come, dai, che si proprio si sentirà tanto la mescola, ho paura. Una gara già che non amo. Ragazzi, Verstappen ritiratus. Verstappen ritirato perché qua ritiro di Verstappen, safety car, e questa è una buona cosa per noi. Questa è una buona cosa per noi. Un po' di fortuna finalmente. Possiamo assolutamente tenere, sarà dura riuscire a tenere le gomme per non fare più soste, però vedremo. Comunque è arrivata la safety car per fortuna. Ritiro dell'olandesino. Tanti vanno ai box.
due coglioni. Che due coglioni sto Delta. Sto Delta di merda. Ok. Vabbè, fio, safety car, siamo 14esimi, c'è gente nata ai box, e io chiaramente non posso perché non mi conviene. Adesso devo assolutamente prendere le altre per poi andare pianissimo. Che palle però. Speravo di superare qualcuno. Faceva fanculo anche il Delta negativo. Siamo arrivati ormai. Ok, fa piacere. Sono l'unico con le hard forse. Sì, lo so, merdaccia, lo so. Riesco a sbagliare con la safety car. Mamma mia che nervoso sta gara. Possiamo arrivare, grazie. Ma che cazzo è la macchina? Oh. Ci siamo, sì, grazie. Ho qualche problema, non so. È abbastanza rincoglionita. Ok. Ok, siamo arrivati. Adesso so, le gomme sono insomma, il 17% una gomma, vabbè. Non so, sarà quasi impossibile a durare per tutta la gara, impossibile. La safety car è pronta a rientrare. Adesso devo spingere come un porco, anche se in realtà avendo la mescola più dura sarà comunque difficile. Però insomma quantomeno riesco a stare attaccato, cazzo. Sì, lo so, dai. Ok. Vai che andiamo. Abbiamo Alonso dietro, qualcuno ai box. Il DRS non si può usare e si vede. Molto bene. Dai, proviamoci, tutti quanti hanno le soft. Tutti hanno fatto strategie veramente dure, nel senso veloci. Tutte con mescole morbide. Solo io ho provato sto azzardo che finora non sta pagando. Oh, Arianto alle dure, un altro con le dure, almeno Arianto. Ci stiamo recuperando, dai. Molto bene. Vediamo se insomma arriva il nostro stint. Tipico stint comendiano. Faccio un bel... Madonna, c'è un serpentone incredibile. Sono contento che la Ferrari nelle prime posizioni, secondi forse, bene. Mamma mia che casino. Sto cercando di non perdere contatto, fioi. Merda. Mi sta nuvolando parecchio, però non è prevista pioggia. Anche se la pioggia forse può rimescolare tutto non mi dispiacerebbe tanto. Però non riesco a prendere Arianto che ha la mia stessa mescola e questo non mi piace. Non siamo competitivi nel passo gara. Dai.
sfrutta sto cazzo, sfrutta. Si è creato un serpentone infernale. Devo togliere dei coglioni a Rianto, Dio Cristo. Ma forse ce la faccio. Yes. Arriva il sorpasso su Arianto. Lo fa anche Perez, però peccato, speravo. Battono alle mele, già sono dolori adesso perché... Ok, ho le gomme. Mamma mia. Vediamo questa strategia come va a finire, fioi. Già, le gomme usurate al 29, che cazzo. Lui mi dà di metterle soft. Ma adesso, ma perché adesso? Dai, adesso non ha proprio senso. Non usare il DRS, ragazzi, Vettel ai box, ma siamo lontani. Siamo ancora lontani purtroppo. Intanto stiamo recuperando un po' da Arianto, questo è bene. Adesso è il momento che le gomme, la macchina sta andando meglio. Forse con l'abbassamento delle temperature riusciamo a fare qualcosa in più. Attenzione, mamma mia, pensavo una rottura del motore al momento. Mamma quanto ho rischiato. Qua devo fare, qua lo posso fare, ragazzi, qua lo possiamo fare, stando molto attenti. Mi sono mangiato Button. Very good, very good. C'è tensione però, ragazzi. Ok, vai box anche la Williams. Ok. Occhio. Dai ragazzuoli, dai ragazzuoli. Ok, come carburante sono messo no bene di più. Dai Rianto, non rompere il cazzo però. Ho bisogno di un'altra safety car però. Con un'altra siamo a cavallo. Solito queste fortune mi arrivano a volte. Già una è arrivata e mi ha dato comunque la possibilità di rientrare un attimo. Anche se comunque tutti dovevano fare la sosta. Cioè nel senso, sarei circa qua comunque. Però è bello nuvoloso, non è prevista pioggia ma è veramente nuvoloso qui in Catalogna. Vai box anche l'altra Renault. È una gara strana ragazzi. GG è fuori, io sto soffrendo come un porco, ormai devo andare in box e Arianto squalificato. Ma GG è fuori, Gigione è fuori. Incredibile. Gigione è fuori. Io devo andare in box ormai. 70%, mancano ancora troppi giri. Gigione è fuori, vaffanculo Gigi. Vaffanculo. E adesso è durissima. Adesso è durissima. Gigione è fuori. Si sorpassa Rosberg come è normale che sia. Solo che non vado neanche a punti se vado ai box. Ma Gigione è fuori. 14esimi, sì vabbè, ma è impossibile resistere.
Doveva arrivare una safety car, ma sarebbe stato troppo bello. Vabbè. Attenzione, mamma mia. Contatto con Verlaine. Contatto con Verlaine, cazzo, ma fotte sega. Safety car incredibile. Safety car, comunque devo andare in box adesso, devo andare. Porca puttana, safety car. Contatto con Verlaine. Contatto con Verlaine, arriva la safety car, un colpo di culo, non si è neanche ritirato. Ha fatto un testacoda. Un testacoda un po' porco ha fatto. Sebastian nei box e Vettel ha avuto un problema probabilmente perché... Mamma mia che gara negli ultimi giri. Mamma che gara negli ultimi giri. Ci saranno molte polemiche, era da un po' che non c'erano... Era da un po' che non c'erano contatti innescati dal cume. Però una gara comunque riaperta, incredibile. Per adesso devo andare ai box, io ho sempre una sosta che devo fare purtroppo, perché se no rischio la foratura. E mo vediamo. No, 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 no. Andiamo ai box e vediamo cosa riusciamo a fare negli ultimi giri. Mamma mia che gara, fiore. Vai, 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 bravissimi, bravissimi. Tanto devono andare piano anche loro, questa è un'occasione incredibile. Mamma mia. Con un po' forse di polemica. Però siamo secondi con la gomma migliore, mancano pochi giri. Questa è una gran cosa, ragazzi, questa è una gran cosa. Io mi sono difeso da Verlaine dopo cazzi suoi, sinceramente. Io me ne sbatto. Sono tornati, forse perché sto giocando anche a MotoGP, quindi è entrato il cume pazzo. È tornato il come pazzo, devo prendere assolutamente Rosberg, che ha le hard contro le soft. Posso vincere, devo vincere, Hamilton è anche fuori. It's incredible. Eccoci qua. E mo' so cazzi tuoi, Rosberg. Due safety car, gara incredibile. Gara veramente, ragazzi, per 2 giri veramente ad alta tensione, dove sono strafavorito adesso. Non ci sarà il DRS, però 2 mescole di vantaggio e gomma freschissima. Non devo avere foga, ma lo voglio superare subito. Oddio, Rosberg sta rallentando, ma che culo di merda. La mia gara, ciao Rosberg, ciao. Rosberg sta rallentando. Perfetto, perfetto, superano anche te Bottas per la costruttore, anche Bottas se lo supera, niente ragazzi. Sta gara è perfetta perché come script come indiani si gode. E godo, libidine, libidine. Questa, signori, è la vera libidine. È la super libidine. È la libidine più pura, più beffarda, più incredibile. Un autentico miracolo, ragazzi. Perché non c'era un super passo gara, qua. Rosberg comunque ha problemi, incredibile. Incredibile, raga, incredibile. Che cos'è questo gioco, ragazzi?
quanto abbiamo nerdato sto Formula 1. Speriamo che anche l'17 sia così, ragazzi. Io ci spero. E inizia l'ultimo giro per la seconda vittoria in stagione, dai. Non arriva neanche il fastest, però che vergogna. Ci saranno forse un po' di critiche per quel diciamo scontrino con la Manor, però sinceramente io ero davanti, cazzi tuoi, devi stare tu attento, io la penso così, ragazzi. Questo è il Kumenda style. Era da tanto però che il Kume non era, diciamo, nel mirino, nell'occhio del ciclone, con mosse azzardate. Stavolta è andata bene a me, ma quante volte è successo contro e mi sono ritirato? Quindi non rompete, giornalisti coglioni, e guardate la Ferrari vincere una gara fondamentale con Gigi fuori. Gigi è incredibile, negli ultimi 3 anni quanti ritiri per Gigi, signori, quanti ritiri per Gigi. Dopo arriva sempre o primo o secondo, però tantissimi ritiri per Gigi, e questi sono punti veramente pesanti, Questi sono punti veramente pesanti. La Ferrari e il Kume vanno a vincere il Gran Premio di Spagna. Ciao. E anche Rosberg perde anche la terza posizione, perde anche il podio, signori. Problemi per Rosberg, mamma mia, tutto bene mi è andato. Yes. Sì, questo è pesante, ragazzi. E bravo anche Palmer. Ora, e dopo questa gara, diamo un'occhiata alla classifica del mondiale piloti. Siamo a più 40, ragazzi. Poi speriamo di vincere il mondiale alla grande, non all'ultima gara, e poi potrei anche andarmene dalla Ferrari, ragazzi. E anche la costruttori. Raga, un saluto del comandante veneziano. Godo come un porco. Ciao!